Al di là della fede calcistica di chiunque, Gianluca Vialli è stato un simbolo del bel calcio italiano, il mito di generazioni di ragazze nell'ultima fase della sua vita, uno dei principali artefici della vittoria agli europei degli azzurri nell'estate del 2021. La morte di Vialli a 58 anni, dopo 5 anni di lotta al cancro, ha colpito particolarmente l'opinione pubblica proprio perché la sua stoffa da campione si è vista anche al di fuori dal campo di calcio nell'affrontare con forza e tenacia la malattia che si era insediata nel suo corpo nel 2017. Un tumore al pancreas, l'ospite indesiderato l'aveva più volte definito. Ieri, a poche ore dall'annuncio della sua morte, l'ha voluto ricordare anche Patrizia Da Benini, molti direttore anni per generale una serie dell'Istituto di Oncologico patologie Veneto, che nel salutare il intercorse per le calciatore quali ha peraltro ricordato una frase pronunciata da Vialli parlando della sua malattia. Ai ricercatori dico: forza e coraggio ragazzi, buon lavoro, abbiamo bisogno di voi. Per Benini un monito che va ascoltato. Credo che la morte di Vialli abbia colpito, al di là ovviamente della conoscenza del grande calciatore, ma credo che in lui vada riconosciuto un grande uomo, un grande paziente e una persona che è stata da simbolo anche in questo campo, che è quello della patologia, che è quello dello stimolo alla ricerca, e credo che questo è un grande messaggio che lui ha dato, di sperare fino in fondo, da una parte come paziente e dall'altra parte di stimolare il sistema, i ricercatori agli sforzi massimi per poter ovviamente guarire o far sì che le persone neanche si ammalino.